Ferdinand, come ti senti? Come mi ha già sentito la filina mia? Non mi sento bene, tengo un dolore qua sotto il sommo, che non si leva, non si leva. Se leva, non ti preoccupare, e a tenere solo un po' di pazienza. Ecco la pazienza, la filina mia, speriamo che non è niente di grave. La filina. Re. Guarda un poco, ma la signora Cocozza sta affacciata, né? Sì, Ferdinand sta guardando proprio a qua. Ti pareva, perché lo sembra a guardare in da casa la gente per bene. Non danno che fare la mattina sera che la femmina. Femmina un poco, ma Ricky, tu sai che sta signora Cocozza sta affacciata sempre, no? Ma perché tiene sempre sta finestra aperta? Ferdinand, a finestra ogni tanto sa da rapire, altrimenti la signora Cocozza si insospettisce ed è ancora peggio, sienta a me. Sienta a me e sienta a te. Quello ci hanno sbagliato con gli uomini a quella femmina, capito? Quella non si doveva chiamare la signora Cocozza, si doveva chiamare la signora Cacacazza, che è il suo problema? A questo che schifo è te? Sempre a guardare in da casa nostra, mamma mia! Senti Ferdinand, si bene Gennarino, tu lo devi trattare come si deve, hai capito? Ma cominciamo da sto Gennarino, ma perché come lo tratta sto guaglione? Come lo tratta? Tu lo tratti una schifezza e te ne approfitti che chi è un guaglione educato e non dici mai niente. Chi lo fa buona non dice mai niente, capito? Perché chi le tre parole una era nata non ne sa fresca. È un ignorante senza la lira in casa. Che sei? Hai capito? Ringraziassi a Dio che io consente che chi la frequenta a nostra figlia Luciana. Che la piccerella! Ferdinand, piccerella, hanno quasi 30 anni. Che vuol dire? Allora perché tiene 30 anni sa da pigliare la prima esperienza che la vai innanzi? E tutti i sacrifici che abbiamo fatto per lei, l'hanno fatto studiare, i nostri progetti. Che facevi? E gli dammi da mollezza? Ah, ma allora è per questo che non ti piace Gennarino, perché è un ignorante e non tiene un lavoro fisso. È un ignorante e non c'ha un lavoro fisso, è perché vuole approfittare di Luciella. Ma poi, io sono uovata. E son mamma. Chi le vuoi? Comunque a me Gennaro non mi piace e non mi piace, e basta. Ma poi... Buongiorno. Sì, sei eccitato. Buongiorno Lucia, che bello suono come sono fatto, mamma. La papà, Rapili, piglia la carta e penna, bravo. Andiamo a bene. Conta papà, conta, aspetta, mamma, piglia la carta. Papà, è troppo bello sto suono. Bello suono, Mi piace. Belli, scrivi, Rapili, scrivi. Che ti si suona? Ho sognato che entravi in una chiesa grandissima. Chi ne giura? Ciura, 45, scrivi, 45. 45. C'è Stefano, adore Violetta, ma così intenso. Cosa intendo ancora in tuo naso? Adore intenso, in tuo naso, 37. 37. Papà, e poi c'è un coro di 200 bambini che accompagnava il mio ingresso in chiesa. Che esagerazione, figlia mia. È che la regina Elisabetta, non esageriamo. Comunque Rapili scriva 11. Sto scrivendo 11. Io vestita da sposa con un velo lunghissimo camminavo lentamente verso il mio amore, verso il mio principe azzurro. Mamma, finalmente mi sposavo anch'io. E chi era questo principe azzurro? Papà Gennaro, e chi se no? Rapili, tu hai scritto? Sì, hai già scritto tutte cose. Straccia tutte cose. Ma quando c'è sta Gennaro per mese non si prende niente, capito? Fame totale. E chi sarà, no? Lucia, rapa porta a mamma e birra chi è? Che giornata, Ciao, sono lui! Buongiorno Don Pasqua, prego. Buongiorno Luce! Buongiorno Don Ferdinando! Aspettate, Don Ferdinando, voi mi dovete scusare, si venga sempre in da casa vostra a disturbare. Ma io purtroppo vi devo dire una cosa molto importante. Don Ferdinando, io con figlio vostro non ce la faccio più. E niente di meno che chi le viene quando ricisse e se ne va quando ricisse. Poi meno poco tempo che ha pigliato una twins. E di meno la mattina sera quando sei, poi mi fa una capatanza. Ma quale figlio? Come quale figlio? Dice no. Papà, innamorata mia. Volete dire mio genere? E vabbè, Don Ferdinando, vostro genere. Chi lo chiama sempre papà, che ne sai? Ma quale papà? Ma perché Don Pasqua che ha fatto? Che ha fatto? Che ha fatto? Vieni alle 10 e se ne va l'11. Dici che tiene un appuntamento importante. Io ancora già capisco chi sta appuntamento con Dio te. Ho fatto Don Ferdinando, che pure tengo un appuntamento importante alle 11. Io devo andare dal medico. Quella è una visita privata, e oltre ai soldi della visita, io ci ho rimesso un prosciutto sano. Un prosciutto? E quello è per la prenotazione. Dici da me, io che faccio? Prenoto un altro giorno e ci rimetto un altro prosciutto. Non è possibile.
vabbè, Don Pasqua, che fa che chiudi il negozio per mezz'ora? Chiudo un negozio per mezz'ora, piccerei, ma tu sai da mezz'ora quanto perdi? Perdi 3 kg di mozzarella, 4 kg di mortadella, 5 kg di provolone, 7 kg di bresaola, e per non parlare poi delle uova, Don Ferdinando. Noi siamo sotto Pasqua, gente da fuoco a Satieri, non è possibile, l'azienda deve rimanere aperta. Ah, crea, la città mercati. Don Pasqua, ma da scusa, che la colpa è mia. Gennaro alle 11 deve venire qua. Stavolta che fa con fortunato? Don Pasqua chiama, chi lo vogliono innamorato. E qua la fidanzata chiama, corre. Un nuovo rito, te no caro rindo zucchero. Ah, capri in decci pollo. E che già fa, Lucia, significa che stavolta perdono, che ti devo dire? Grazie assai, Don Lucia, Pasqua. fanno pochi caffè a mamma, va. Don Pasqua, lo gradite un po' di caffè? Ah, grazie Lucia, ci vuole proprio un bello caffè. Allora permettete un attimo, Don Ferdinando, comunque se a sto guaglione ci potessero dire 2 parole buone, a me mi farebbe molto piacere. Quella a voi vi vede come un padre, e le parole di un padre, se dette bene, pesano assai. Ma Pasqua, io già faccio detto che non sono un padre, ma boh, comunque io 4 parole a sto guaglione e tengo la cetice, non vi preoccupate. Io appena metto per in questa casa, sapete che faccio? Ma lei vi lenta e chiamo mazzata la cioccolata. Mi sono asciugato, mi sono asciugato! Che ore sono le 7, l'8, il 9, il 10 e l'11, che ore sono? Vincenzi, sono le 10 in punto. Stamattina ci sto pure Pasquale il salumiere. Ciao Pasquale, buttato! Ecco qua, vedete, io sapevo che il ragazzo voleva le gomme e gliele ho portate. Te, Vincenzi, sei contento? Sì, sono contento, meno sono male. contento. Non era figlio. Dici, Don Pasqua. Pure che suo guaglione da quando era piccolino non è mai cambiato. E cada cagna un Pasqua, chi stia quadro, verito, che le ha voluto Dio. Ma no, io volevo dire che Vincenzino è sempre stato molto affettuoso, avete capito? Sì, ho fatto che stia affettuosa ed educata assai, Questi gomme non mi piacciono, fanno schifo. Meno male che era affettuoso ed educato. Ma Pasqua, voi forse siete cagnati e gombri, ci dà la verità, Ferdinando, io ci pigliate il primo calcio tuo, che era fa? Che lo guaglione si era abituato al gusto, avete capito? Vincenzino, queste gomme sono buone lo stesso. Fanno schifo, un basca mangiata per lui, da capito? Poi a me è voluto bene giù, Ma chi te l'ha detto che non ti voglio bene più, Vincenzino? Don Pasqua, già capite? Voi non ci avete dato bacio, e allora guaglione si è pigliato col... Ho capito, voleva il bacio e non me l'ha detto. Eh. E Vincenzino, chi sia problema, non ho un bello bacio, vieni a qua. No, sei contento? Sì, sono contento. Avete visto? Chi le è rimasto una creatura? Sì. Mamma, Sì, a mamma. tengono poco appetito. Volessi mangiare una bella zuppa e soffritto che biscotto. No, Vicenzino, stamattina prima di fare colazione. Ferdinando, ma perché un guaglione fa colazione con la zuppa e soffritto? E quello si mantiene leggero. La zuppa e soffritto? E il biscotto sta integrale però! E allora sai che fai? Devi lavare e vestire, capito? E stai sempre con sto pigiama in collo, figlio Chi mio. l'ha fatto il primo, ci diciamo. Don Pasqua, chi le tiene sempre un pigiama in cuore, mattina, giorno e sera, è il suo vestito preferito. Va, papà, va, a te vestire. va. Va bene papà, mi vado a lavare e vestire e lavare e poi mangio. A zuppa e soffritto che biscotto. Lavare e vestire e lavare e poi mangio. A zuppa e soffritto che biscotto. Cippi cippo oh oh, cippi cippo oh oh, cippi cippo oh oh. Don Pasqua in confidenza, noi con sto guaglione non ci potremmo fare più niente. Ma non vi preoccupate, non era finita, a Vincenzino lo conosco da piccolino. Don Pasqua, ecco il caffè, prego. Ah, grazie, Luce. Lucia, a me non può dare il caffè a papà, Perché sono 2 giorni che tengo una diarrea che mi sta accerendo. Fardina, tu la diarrea mi mette sempre a mezzo. E io la diarrea la tengo col caffè tu. Luce, Sì, hai fatto un caffè con i fiocchi. grazie, Don Pasqua. E vabbè, va, Don Ferdinando, io mo torno al negozio perché si è fatto tardi. E comunque a cenare non gli dico niente, va bene? Vada bene. vada Arrivederci e grazie, bene. Arrivederci, figurate, Grazie, arrivederci, Luce. arrivederci. Lei capite un po' che a casa arriva? Chi l'ha addirittura mi ha chiamato papà. E che fa, Fardina? Quello è un tipo affettuoso. Si riduca non lo può fare. Ma che ci avrei? Mo dici mietto pure tu, che ci avrei? Fardina, sotto pure i panzi, vedi un poco.
Quando pure panza, Lucia, vediamo un bicchiere d'acqua, papà, mi piacere. Quando pure panza. Rapidi, non sta. Sto qua, ma dopo si è così combinato. Non va a nessuna parte, così qua. Ma, rapidi, dimmelo poco, ma secondo te sotto stomaco che ci sta? Ci sto scoglie margellina. Non sta sotto mandasino, scoglie margellini. Ma io che lo saccio, ma che ci vuoi passare sotto a sto stomaco, Capi, che lo fa spiritoso perché loro tanghie, noi essere, non ce la fa spiritoso. Sordina, tu stai esagerando. Niente di meno che con un rulore ai panzi e un po' che ti arresta e facendo una frufutana a casa. Tu lo stai fissando, sienta a me. Ha ragione, mamma. Papà, che miseria, tu ti stai preoccupando poco troppo e te l'hai pure dottore che sono un po' che coli. Dai, tempo, un altro giorno e ti passi tutto cose. Sì, ma dottore non lo sa perché tengo pure la diarrea. E mangiate una banana che quella stringe. La banana. Raffaele, compra le banane. Raffaele, vuoi comprare le banane? Raffaele, e quando ne compri le banane? Niente di meno che tenim una chiesa che una casa chi le banane e tu non le hai assaggiate proprio. Ma io con te non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Uè, sti cosa storto, chi non mi fili più la pre. Beh, è meglio che questo non la risponda, è meglio che non la risponda. Tu c'è, non stai. Sto qua, papà, che c'è? Fa una cosa, papà, giuro che la finestra, dai, Come? giuro che la finestra, che per oggi la signora Cocozza ha venuto a sentire a bre, ha venuto il film. Mamma mia, mamma già sattanata poco, Lucia, dillo poco chi è, mamma. stamattina. Chi è? Sono Gennaro. Papà, innamorato mio. E dallo non pare banana, va, che mamma dai che cosa storte non si è più vero. Buongiorno a tutta la famiglia. A papà, a mamma e a te, dolce amore mio. Buongiorno alla famiglia più bella del mondo. Allegro, vivace, spensierata e contenta. Gianna, secondo me hai sbagliato casa. Lucia, Papà, sto qua. senti una cosa, ma io oggi sono tutto buono. Papà, Gennarino. Che lo stronzo l'ho innamorato tu, Gennaro, stai, Gennaro. Don Ferdinando, sto qua. Questo è per voi. E che ne? È un semplice pensiero alimentare. Papà, è un salame di Gennarino mio. E le migliori qualità, Ma era da mano a me. No. Ecco, Gennaro, tu mi dici una cosa a me, guarda. Perché ogni volta che trasi in sta casa, no? Fai sti trasuto come si dice, a varietà. Ma tu ci volessi sfottere. Io? Sfottere a voi, non vedi no? Di meno sfottere il padre della mia futura moglie. E di meno quello che ci pagherà il ricevimento del nostro matrimonio. No, tu ci vuoi sfottere, tu ci vuoi solamente sfottere, hai capito? Ma a un certo momento, no, perché io sono ciecato, no? Tengo male panza. E te ne pure la diarrea. Mia moglie sta ancora a seggio a rotelle, lei è paralitica e pure mezza alza alla notte. Vincenzini è autista. Io cappello addosso. Ma quello capisco. Un cappello di Vincenzini. Mamma, ma Vincenzi te un cappiello. E che cosa saccio? Ferdinando mi avesse accattato un cappello a Vincenzino. Ma quello capisco. Un cappello di Vincenzini. Anche se azzecca, ma sto cappello è Vincenzini. No, papà, io l'ho sentito proprio con questa orecchia mia e voi l'avete detto con questa bocca vostra. Avete detto proprio così. Avete detto che mamma sta un po' alla seggio a rotelle e pure un poco l'avete detto voi. Voi siete ciecati. E Vincenzini fa l'autista. Ma l'autista, che hai capito? Autista viene da autismo. Tiene che le cose, come si dice, quegli sturbi mentali. Ecco. Che sturbi te. Don Ferdinando, voi mi avete a scusare, io tengo soltanto di scuola alimentare lo so, e quindi, lo so. guardate, io non lo faccio apposta. No, io non posso guardare. Vedete, Don Ferdinando, io non è che... No, io non posso vedere. È chiaro? Ogni volta che parla con me usa altri termini. Perché io non posso vedere e non posso guardare. Posso dire e potesse avere qualcosa. E lo so che non potete vedere. E Don allora quando Ferdinando. parli con me non usare questi termini. Va bene? Perché sennò mi fai veramente innervosire. Qualcosa di pazzo, chi sta gente che può fare? Chi sta ci fa sfottere? Ma da voto voglio sfottere? Ma come? Io gli ho detto che siete la persona che pagherà la culla dei nostri bambini, le bomboniere del nostro ricevimento. Io vi voglio dire che vi voglio bene. Perché state facendo così, Don Ferdinando? Perché stamattina non tengo manca la forza di fare così, Ma come? Io che vi considero un secondo padre? Io vi
considero quello che... Quello che ti scassa un bastone in capo, se non ne finisce e dice sti stronzati. Hai capito? Tu fin quando non prendi un posto fisso a Luciana non dà scusa, hai capito? Potesse cercare. Che volete cercare da voi, non vediamo. Voi parlate così perché non mi conoscete buono. No, io ti conosco pure. Tu stai una settimana in questa casa e già mi stai mandando in mezzo alla vita. Figuriamoci siete sposa. Siete sposa. Ah, quando ti sposa, tu quando? Quando Don Pasquale se ne va e io e Luciello ci pigliamo la salvezza. la salvezza. Renano un'ora retta, che il mio marito ha un carattere un po' sgrabutico, offende e non se ne rende conto. Però in fondo è un bravo uomo, ha un cuore buono, dolce, tenero e saporito. Ma che è un babbo? È proprio buono come un babbo. E allora, babbo! Oi. Babbo! Levatevi ogni qualsiasi dubbio, perché io sono fatto proprio così. Io non sforzo a nessuno, è vero, Luciello? Papà, Gennaro è fatto proprio così. E sentite? Non ho fatto apposta, guaglione è fatto proprio così. Ci capito, non ho fatto apposta. È struzzo è. Luciello, ma sbagliamo, stanno facendo una chiave. Gennaro non ci fa caso. Quella a mia mamma e a mio padre gli piace essere sinceri. Soprattutto a papà. E soprattutto a papà. Cippo, allora, mi sono lavato, che ore sono? È 7, l'8, il 9, il 10, l'11, che ore sono, Luciella? Sempre stesso, Vincenzo. Vincenzi, sono le 11. Stamattina c'è stato un grande amico mio, Pasquale. Pasquale? Sì. Ma come Vincenzi, non ti ricordi come mi chiamo? Come non mi ricordo tu come ti chiami? E come mi chiamo? Pasquale, abbracciarmi, Ma pure abbracciare, Vincenzi? Sì, noi siamo amici, ci dobbiamo sempre abbracciare. E va buona, ecco qua, sei contento? Sì, sono contento. Pasquale, tu fai una partita con me a flipper. No, è troppo difficile per me. Luce, ma te n'ha un'amica che si chiama Pasquale? No, Gennaro non ci fa caso. Quello per Vincenzino esistono solo 3 nomi. Papà, mamma e Luciella. Ora io sto chiamando tutto quanto Pasquale. Hai capito? Sì, non ci Genna, i dottori hanno detto che guaglione in questo modo semplifica, hai capito? Mo' ci capito. Sa che ha capito chi sto. Papà! Vincenzo, ballo mio, tu mi fai acchiappare chi sti zumba. Mamma! Belle mamma. Papà! Dici. Boom! Ho capito io che vuole dire. Vincenzino vuole un bel cacciattiello. Io domani porto il cacciattiello, va bene? Papà, ma Pasquale tua docessa è occupata da casa sua e va a fare struzzo cantò. Vincenzi, che vuoi dire? Voglio dire, buongiorno a tutti quanti! Bravo! Belle mamma, siete dotate le fa colazione. Lucia, portaci la colazione e facci pure un bello caffè a Gennarino. Avete una tazzolella? Tenga cola sì. Ciò diciamo, non viene il cancoppo per approfittare di tutte cose, parlare a fare. Ma va, Corretto, no? ma avete fatto la seggiola del lavoro? Sì, Gennaro, nuovo, ti piace? Guarda che guarda, pure in marcia. È una Maserati. Quella è elettrica, ma io la uso manuale. Ci voleva, Gennaro. Quella di prima si era fatta troppo vecchia. E sai che ha già fatto? Chi ti fa? Ha già rotta a mano e ha già pigliato pure il contributo dello Stato. Ha buttato da cartoferro! Eppure la cartola. Cicciotti! Oh, mamma avete ragione, quando una cosa ci vuole. Sapessimo tante cose che ci volessimo a me. Che vita che faccio io. Sì, senza un lavoro fisso. Ambroga. Senza una mano. Povero guaglione. Senza una no. Prega per noi! Senza una lira in da sacca e senza un pato. Senza una lira in da sacca, molto pure, caro Che Gennaro. vita che faccio io. che faccio. La mia vita è Trovi proprio... una chiave. Ordina, forniscela. Quando ci può. Ma comunque, da oggi in poi la mia vita cagnerà. Perché finalmente, dopo tanto penar, la donna del mio destino è giunta al mio capezzale. Perché stai morendo, Gennaro? È una licenza poetica. Oh, questa è una licenza elementare. E comunque con lei, e solo grazie a lei, la mia vita cagnerà. Cagnerà da così a così. Non vediamo. Da così a così. Così. Hai capito? L'auto la girare. Ma la fallega, vabbè. E chi sarebbe questa sfortunata, sconsolata, disgraziata, povera femmina? Chi sarebbe? Eccola qua, la donna del mio destino.
Luciella. Ehi, state con questa qua, poi, sì. Grazie, amore mio. Ma che è una zuccarola? Mio unico amore. Cautamente stomaco. Vogliamo andare? Come? Sì, andiamo. Arroiate, ne? Papà, Gennaro mi accompagna a prendere le pensioni. Andiamo. Don Ferdinando, io sono venuto apposta per accompagnare Luciella. Ah, Poi sì? io mi sono appiccicato pure con quel tirchio di Don Pasquale. Ma ci ho fatto tutto cosa con sono chiuso per la casa, ma ci mi sono vestito di papà e sono venuto qua. Oi. Però io l'accompagno, si intende, con il vostro permesso. Meno male che conta ancora qualche cosa in questa cosa. Va bene, d'altra parte non è che mi dispiace molto, perché sta guaglione ogni volta che va a pigliare pensione, insomma, sempre con il pensiero, va. È meglio che qualcuno l'accompagna, va. Avete ragione, che ne sono sacchi di soldi. Poi, tu che ne sai, No, io ho fatto semplicemente alcuni calcoli. i calcoli! Sì, i calcoli, non vedi? Ma che sono andato vicino? Prendi Gennaro, mio marito. Ferdinando è passato. È passato. Mi sta passando. Papà, noi allora andiamo. Gennaro, raccomando, vagliamo con la macchina. Non vedi, io tengo la patente. Una bella patente. Ma la macchina non la tengo ancora. Però in verità me la ci presta per stare un'amica. Però che le tengo un problema. La mattina non può partire. E fa la partita pomeriggio. E allora? E allora come la accompagna sta guaglione? A bere, Ferdinando, tanto la posta sta qua vicino. So quanto passa e quanto problema. Iate, non vi preoccupate, iate. Non Ferdinando, non vi percocate perché io a vostra figlia ve l'ho aperto uno piezzo. Uno piezzo sana. Portala 3 o 4 pezzi, si era. Lucia, ti raccomando, appena pigli pensione a papà, girati intorno e vedi che non ci sta nessuno. Perché qua stanno chini e mariole approfittatore. Hai ragione, papà, non ti preoccupare. Noi andiamo, Andiamo. Lucia, grazie che ne profitterò. Oh, stai capendo, mannaggia. Pasquale. Ciao papà. Pasquale. Non uscire domani mattina alle 7. E perché? Ma sto camera monnezzo. Ciao Vincenzo. Ciao. Madame Papà, stai cazzo pensare. E sul tono un bello tricchi tratto un volo a Pasquale. Perché? A me non diventano pesce pigliati capo. Hai ragione, il dopo un pisci di alle cannucce. E allora stiamo soli, Se ne sono giù. Sì. Resta Raffi. Raffi, Ma chi stai chiamando la casa? la lì, non sei moderna, Raffi. Dimmi una cosa, i fatti conto? Sì, signor, l'ho già fatta, conto. E dimmi amore, come l'hai fatto sti conto? Tu mi chiami amore una volta ogni 2 mesi. E te la dà sotto, sono 6 volte all'anno, che io sai, io può essere sotto. Fordina, sempre lo stesso, 10.950.000 lire, perché sono 2 mesi. E come hai fatto? Fammi sentire, come hai fatto? E ripetiamo sempre le stesse cose, dammi belle, Ripiaci. Dunque, c'è sta la pensione a me, la pensione a toi e la pensione a Vincenzino. Vincenzino. Poi ci sta la pensione d'accompagnamento per me, per te e per chi sto povero Vincenzino. Vincenzino. Il totale è di 5.475.000 lire e a noi Fordinà ce li danno ogni 2 mesi. 5.475.000 lire per 2 quanto fa? Quanto fa? Quanto fa, papà? 10.950.000 lire. 10.950.000 lire, ma di nesta si fa, di nesta si fa. Questo è perché ti ho detto di trattare bene a Gennaro. Dopo lei mi ha fatto passare tutto all'estero. Ma Ricky, lei è un bravo ragazzo, ha delle belle intenzioni con Luciella e tua figlia per l'età che tiene già dovrebbe essere sposata e avere perlomeno un figlio. E la povera figlia mi soffre.
Si soffre, come si soffre? E poi Ferdinando, l'uccello l'ha da provare. La da provare! 800 dollari. A da provare pure esso che significa? Che si prova a tenere una famiglia, a tenere a qualcuno vicino che va bene, che faccia sentire femmina. In poche parole, pure tua figlia ha da trovare un giuoco. A crocco, papà! Lo giuoco, Ferdinando, non mi hai trovato a te! Bravo! Ma hai parlato chiarissimo. Hai parlato come Demostene. A chi è? E che ne sa, c'ha questi ricci. La da nuovo, va 800 crocco! dollari. Comunque a quell'ignorante morte di mamma mia vita non c'ero. Vabbè, sta pagato. E sarà pure ignorante come dici tu, ma le idee chiare. E a me, persone che hanno le idee chiare, mi piacciono, va buono. E poi queste sono cose che pensi tu, perché tu sei un malo Tu pensante. sei male A pensato! me, mi ha contraddicendo. La da nuovo, Tanto zitto, vicino zitto. Tanto zitto. A porta. Che succede? A porta, non dopo la porta, a porta. Vai, Vincenziano, Vincenziano. Ma va, già rapido. Va, va rapido, va. Va, va. Aspetta un po', Vincenzino. Va, già rapido, ho già aspettato! Va, papà, va. La da nuovo, porta stacca, la da nuovo! Sta con... Giorno! Mamma, è venuto Superman con Poscoletto! Ma che dici? Sono il dottor Coppola! Ti guardi a me. No, veramente signore, sono dell'Inps, sono perito. Mamma, un signore ha fatto un upir! Perito nel senso che mi occupo di perizie mediche per l'Inps, per l'ASL. Scusate, signor Pirita. Sentite, lo vado stupidità mia. O mi chiamate Coppola o dottore, a piacere vostro. Nel senso che adesso vi visiterò e dopo stilerò una relazione che verrà esaminata da una commissione medica che giudicherà se il tetto della vostra pensione è giusto oppure debba essere aggiornato. La figlia. Hanno venuto a fare. Prepariamo pigiama a striscia, no? Chi vuole essere il primo? Chi va a essere la prima? Chi se ne accorge? Come volevo fare? Andiamo a tocca. Ma quando tu tocca buono, dove sta venire a te? Facciamo una cosa. Facciamo visitare prima guaglione, poi pensiamo a qualche soluzione. Scusate, dottor Scazzetta. Come avete detto? Dottor Scazzetta. Avete sbagliato il cappello. Scusate, no. Coppola! Ah, Coppola. Non potrebbe essere visitato prima Vicenzino, perché sapete com'è? I tengo la diarrea. Ho capito, avete avuto un attacco di dissenteria. No, dottore, io sono cercato e tengo la diarrea. Ho capito. Poc'anzi avete avuto un attacco di dissenteria. Sono andato alla serie, sono cercato e tengo la diarrea sulla Ha dovuto la cacarella. E non vi preoccupate, dopo che vi ho visitato vi faccio un bel clistere, una miscela di acqua e di Xan al 3%. Come motocicletta, ci capisco. Come motocicletta. Dottor, Sì, la verità pure scusate un io attimo, non mi scusate sento un attimo. tanto a Scusate un attimo. Aspetta mia figlia per farmi accompagnare in bagno. È interessante, signora. Allora vuol dire che il mio primo paziente sarà... Come ti chiami tu? Vincenzino! Bravo, Vincenzino, vieni nel mio angolo studio, Vieni qua che ti visito, ti faccio una bella visita accurata, Ti faccio una bella visita accurata. Io faccio tu che per sempre tocca a me! Ma che tempo prima io c'hai la da nuova, Superman stacca, la da nuova, Superman stacca! Vincenzino, ma io non sono Superman, lo sai chi sono io? O frate Platinetto! Scusate un attimo, mettete le mani, fate un attimo che non c'è sta spazio qua. Scusate, allora facciamo un attimo la visita dei riflessi motori, Papà, ma non mi pazzenevo! Facciamo... Papà, stiamo andando a giro! Vincenzino, vieni qua, facciamo la visita, una bella visita per vedere i riflessi motori. Adesso ci sediamo, signora, ci sediamo e facciamo una bella visita, Mamma, sei asciugato un Vesuvio! Vincenzino, ci sediamo, tu resti seduto e io faccio la visita. Questo è un martelletto, hai capito? Sai che cosa sono i riflessi motori? Ma con la motocicletta, io ti faccio un colpo sul martelletto e vediamo i tuoi riflessi, capito? Piano piano, questo è il martelletto, Ma
faccio a tutti e due gli orfanelli, ma devo andare alla dottoressa Gio! Piano piano, Vincenzo, ma non ho capito, ma perché non ti vuoi fare la visita? No, non me la voglio far fare. Ma noi dobbiamo essere amici! E mi dovete promettere una cosa. Che ti devo promettere? Se mi faccio fare la visitina, dopo mangerete la merendina insieme a me. Bello, mangiamo la merenda e che cosa mangiamo? Una bella zuppa e soffritti che biscotti. E ci vanno parmigiano e bicarbonato, ma aspettate qualcuno. Forse sarà mia figlia Luciella col fidanzato. Interessante, signora. Dottore, perché non chiede a rapivuglio? A Bacarrapina, a casa vostra. Perché si facete a Vincenzina, la visita facete l'anno che bene. Avete ragione, scusate, signore. Perdonate, Prego, prego. Sì, prego, accomodate. Permettete? Pigliatelo che dite. Buonasera, sono un operaio della ditta Gioconzo, sedie a rotelle per tutto il mondo. E che volete? E come che voglio? Sono venuto per controllare la sedia che avete comprato da poco. Sapete, bisogna verificare la funzionalità, le marce, i freni. Come se fosse un l'auto. Più o meno. Dottore, fate controllare pure la marmitta, o un cofre fu. Mentre voi controllate, io continuo la visita a questo gentile ragazzo, va bene? Va bene. Controllate pure, eh? Vincenzino, vieni, dai! Facciamo una bella visita e vediamo che cosa c'hai, eh? Facciamo una visita otorino-laringoiatrica, hai fatto le tonsille? Tutto domandate a papà. Ha fatto le tonsille? No, 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 no. No. Hai fatto l'adenoidi? Tutto domandate sempre a papà. Ha fatto le adenoidi? E che su? Le adenoidi sono quelle palline cresciute nel naso, voglio non tenere palline cresciute. No, non ce l'ho. Non c'è. Hai le placche? Hai le placche? Sai cosa sono le placche? No, tutta la verità non so che cosa. Vincenzino, basta, adesso visitiamo la gola. Ecco, lo sai questo che cos'è? Ammazzerello gelato al limone. Ma quale gelate? Questa è una bassalingua. Sai com'è, che cos'è una bassalingua? Vincenzino, alzati. Apri la bocca, Piano piano, io ti visito, apri la bocca. Mamma mia, un piragno in bocca. Tutta la verità l'hanno pigliato poi stelle. Ma quelli di stelle è senza osso. E mi hai fatto male, piano piano, Per una volta sola, dici Vincenzino, devi dire per una volta sola, solo Maronna, signor, quando sul peso fritto si è mangiato. Te non usate che può fare sardatura. E non ho capito, e state verificando la sedia a rotelle o siete pappuccio fatto la mia? Devo verificare la compattezza dei materiali. Ma si è verificato un altro poco la compattezza dei materiali, si scassa la sedia a rotelle e i freni non prendono più. E mamma fa la colpa che orecchia a terra. Vedi, lo dice pure il ragazzo, verificate, ma con questi occhiali voi siete intelligenti, fate silenzio, siate silente. Dottore, ma perché c'è scassato che è lì lento? E farlo c'è di 28. O bimbo tipa. Vieni qua, facciamo un'altra visita, adesso dove sta? Scusate, permettetemi, mi scordo sempre su cosa. Ecco qua, questo è lo stetoscopio. Sto Vincenzino chi è? Sono con dottore. Tutto trasì. E sono trasuto da mezz'ora, alzati in piedi. Adesso facciamo una bella visita pneumologica. Vedi, lo sai questo che cos'è? Dragon Ball! Vincenzi, ne pigliato con un microfono karaoke, questo è uno stetoscopio. Scusate, dottore, ho pigliato con karaoke. Ma quale karaoke? Devo auscultarti le spalle. Devo auscultarti. Mi dà cosa? No, devo ascoltarti le spalle. Allora, vediamo un poco. Dici 2 volte 33. 66. Vigenzino, e perché ti 66? Ha già fatto un conto. Oh! Ma non ho capito e basta! Facete voi la visita e venga a scassare senza rutelle! E siete una cosa esagerata! Ho finito, non vi preoccupate. Signori, ci rivediamo fra 6 mesi, va bene? A sta fatica. Dottore. Sì? Chi e voi?
ci rivedremo presto. Perché sta alle case in lo stesso palazzo? No, è un fatto mio. Va bene, arrivederci. Caro amico, quella è la mia stanzetta, tu lasci a casa, sgommato. Hai ragione, sapere il mangiafuoco con l'auto pure io. Arrivederci. Arrivederci. Ma ci dovrei un po' che conto. Continuiamo la visita a questo ragazzo, Continuiamo. Sì. Io volevo dire, si è riscontrato qualche irregolarità, che succede? Che succede? Succede che vi devo denunciare. Devo fare una denuncia all'INPS. Diciamo, queste commissioni, queste inchieste si fanno perché in giro ci stanno un sacco di falsi invalidi. Non sa che sciacalla, non sa che imbrugliuno. Ma io vi ho visto, già a pelle siete persone per bene. E fra persone per bene, diciamo, una si mette sempre d'accordo, no? Avete capito? Una mano lava l'altra, tutte e due lavano la faccia. Ho capito, continuate, ho capito. Continuiamo la visita. Ho capito. Tu non mi sentite buono? No, ho vibrato con il telefono. Sì, scusate un attimo. Pronto? Adele, porca una coppa. Pronto? Sì. E ci fa con una borsa in mano e lei la faccia. Sì. Scusate, ma mannaggia, io tengo una visita importante, Vincenzo, tutto a posto. Tutto a posto a te, scusate, permettete, prego, sapete, è arrivata la notizia, Alzano sta una picchiarella e 96 è andata a fare il primo figlio. No. Scusate, arrivederci. Cecchino. Tu non ti mangiare più la zuppa di soffritto, solo i biscotti perché ti fanno male la fede, che capite? Sì, dottore, arrivederci. Sei chiuso? Mamma mia. Papà, sarei chiuso. Siamo salvi. Papà, che hai detto? Siamo salvi, meno male. Allora non scendiamo più in Serie B, papà ci può salvare. Ma con la Serie B, Ma quando è che, papà? Quando è che? Ma quando è che? E che può ricevere mo, Vincenzo? Ma quando è che tutto libero e più con coppa e si scassa la coscia, mamma? Hai visto? Noi a sto guaglione sottovalutiamo, ma chi le capisce più è quello che noi ci arriva. Ma che può fare, figlio mio? Noi siamo oramai abituati, dopo tanti anni di invalidità. E la paura? La paura da scorda, Ferdinando. In da casa facciamo gli invalidi pure quando non avessimo fuori. La paura, ma ascolta, e come già ascoltato? Quello se qualcuno se ne accorge ci denuncia, e come facciamo? Ma la posso scordare la paura? Fammi mettere la pentola, va. Mettene poco la pentola, va. Sto pure addormuta e Mettene cose. poco la pentola che sta ancora tremando. Ferdinando, oggi c'è il riso, C'è riso, ieri patata, la diurna fagiolo. Ma capito, poi che passa con la salsa e se mi aspetta Natale, Papà, c'è Natale, voglio panettone che sono migliori. Che te pensi insieme, quale panettone? Senti, ma tu e te ne rulure panza o no? Certamente. E allora mangi in bianco, se no poi dici che non ti curo. Vincenzi a te, vatta a lavare il tuo vestito, che non mi piace che stai in pigiama. In pigiama si sta in ospedale, muoviti, fa un presto, susati. Quando spo? E che può ricevere mo una volta? Quando spo? Quando sposo Lucella, mamma? Mamma non capite proprio niente, quando spondo la luna a marigare tutte le pasquale fanno amore. Vincenzi, Allora va. Pasquale, muoviti, fa un presto, mamma. Cipiccino! Mamma mia, e chi lo faccio mancava pure questo. Pronto? Sì, don Tommasì, siete voi, sì. Vi siete informati di quel fatto che vi ho detto l'altra volta? Ho fatto sì. 3 mesi. 3 mesi addirittura è stata io me l'aspettavo, io perciò vi ho chiesto questa cortesia, sì. No, non vi preoccupate che domenica vengo alla messa e vi porto un obolo. No, non un mobile, che avete capito? Un obolo, un'offerta. Vabbè, grazie, don Tommasì, grazie. Pace bene. Capito? Io mi aspettavo, vi l'avevo capito, che era così ho fatto. Io l'avevo capito. E meglio che mi distraggo, mi sento un po' caro, mi fanno accucciare sta radio nonna, prima si funziona. Scoperti altri 100 falsi invalidi a Napoli, la polizia indaga. Mamma mia! La polizia trova e che stanno qua? Questi già stanno indagando. L'inchiesta sui falsi invalidi si estende in tutta Italia. Non me lo calma! Mamma mia! Sentendo tutti i tali! E Caterina visto! Fammi sentire! Investigazioni a tappeto della Guardia di Finanza. Mamma mia, la Guardia di Finanza! E come facciamo, papà? E come facciamo? La Guardia di Finanza! Niente più!
Oh campanile, che già stanno qua? Vicenzino, non sta. Una piazzetta linguante, Vicenzino! La velina, quando da gente che la finestra va sta chiusa. Non ci sta mai. Papà, vado, ma poco G. La porta, ma va l'avanza. Tenga di arre, va la vita. Vicenzino, ma pure questa Siamo tutti così in sta casa, siamo sono scucciati. Sono Vincenzino, chi è? Vincenzi era porta. Chi è? Sono Lucella. Luciano. Trasi, Luciano, Vincenzi, ma credi sta nessuno? No, papà c'è tornato a dire ma stiamo l'ultimo l'anno. Boom. Sta mangiando pure il water. Ok. O cesso. Che da mangiare sempre in bianco. E mamma ci sta facendo un riso. E mo che forniamo questo. Va, Vincenzi, va a vestire, va. Pasqua. Vieni. Morano un bacio. Pure un bacio, va. Sì, un bacio. Vattene! Allora abbracciamoci. Abbracciamoci, vabbè, basta che te no. Va a vestire, va. Pasqua, ma quando è venuto a pigliare pensione, te mi si accorge. No, perché? Te la lingua fuori, ma ci pizzico. Ma che cravatta, ci sarai giù? Lucia, e dammici una pausa. No, stiamo a casa mia, si trasco cruno. Ma come? Io voglio stare un poco con te. Facciamo una cosa. Domani mattina ci vorremmo fuori a chiesa di Santa Chiara. Mi si trabella posterusata. Ci pizzico. Vattene. Non ci sta nessuno, Lucia, se ne è giù. E mo ci potremmo dare un vaso. Ma che so si va sin da casa mia? Oh. Papà, siamo io e Gennaro. Ah, sei tu e Gennaro? Vieni qua, vieni, non vai a sbattere la porta. Non vedi tanto per apportare sale e salva. Meno male, meno male. Vi abbiamo portato pure in malloppo. Ah, ma no. Non sta di lento. Papà, tu ti scordi sempre lenta, tutto parte il mietto. Ma Papà, io comunque qua ce l'ho. non ci capite, che su voglio. Ma ci buttate pure un malloppo. Gennaro, io non sono andato a fare nessuna rapina. Non Lorenzo, papà, qua stanno le pensioni. Ce l'ho io. Fa una cosa, papà, arancella a mamma in da cucina, va. Va. Fammi piacere, va. Non Ferdinando, ma vedi anche che succede? Anche sono sciocchezzo, solito problema. La panza è un po' di diarrea. Un po' di diarrea, sì. Però ma parlammi di cosa così mi distragge. Parlammi di cosa. Poi vi do una bella notizia. Meno male, va. Ho trovato un altro lavoro. Bravo. Stavolta un lavoro sicuro. Niente di duraturo, sempre precario. È parecchio. Sempre Faccio sabato a domenica mattina, paga per chiesa. Stai facendo questo? Non signore, faccio il rappresentante, un rappresentante di campane. Ci capite, il campano, din don. No, sono che quelle che vengono non fanno din don dan. No, sono che plastiche. La musica è registrata. È registrato. E che poi bravo ti metto il disco. Bravissimo, playback del campano. Playback. Sono invenzioni moderne. Ma che stai che bella battaglia, ma dici la verità. Che lavoro. Ma che non ti sapevi trovare un lavoro, una cosa più duratura. Io se volevo uno stipendio sicuro e ci stavano tanti lavori che potevo fare, che ne sacci, un parcheggiatore abusivo, potevo masterizzare i DVD e potevo vendere, potevo fare, che ne sacci, un contrabbandino di sigarette. Hai detto l'ambasciatore francese. Però voi lo sapete, questi sono tutti lavori poco puliti, quindi io mi accontento. E quindi è capace. Giustamente. Papà, Gennaro canta pure canzoni, è artista. Canta pure le canzoni. Però non lo capisco, ma a me mi piace assai. E ero per dire, io ho la passione. Se tiene la pensione, te la puoi sposare, cioè. Ma quale la pensione? La passione è un intercalare spagnoletico, spagnoleggiante, spagnolo. Cioè tiene la passione. Bravissimo. La passione non si mangia, voglio. Mi dispiace. Gennaro, facci sentire qualcosa a papà. No, io non metto scorno. Mette scuro, guarda, si mette scuro. Sono scurnoso. Papà, ero scurnacchiato. Avrà ragione, canta qualcosa, E va bene, se proprio insistete io canterò per voi la canzone che ci piace a Lucia. Beh, il titolo è buono, Qua titolo. Quello il titolo è Bancomatto ogni mattina, è una canzone autobiografica. Ci capito. Parli me. Parli te. La volete sentire? Anche se chiaramente la canzone senza musica perde un pochettino. Certo. Che
Che dite, la immaginiamo? Sì, immaginiamola. Allora, Don Ferdinando, arreda a voce sta la batteria, arreda a Lucella c'è sto basso, arreda a mamma c'è sta la tastiera, e arreda a Vincenzini c'è sto mandolino. E arreda a Vincenzini c'è sto mandolino. Anche se andrà va. Don Ferdinando, me lo date il via? Sì. Mi concentro un attimo. E sono 1, 2, 3 e 4. Musica! Quando matto ogni mattina sordo a banca già piglia una pizza a marcellina, non profumare ma prima ce ne bene, che non voglio che aspetta, ma così giovane. È bravo. Sono un grande cantante! Mi è passato male padre, mi è venuto male sonno. Mamma! Ah, mamma! Mi hai fatto proprio commuovere. Sono un grande cantante! Vincenzi, sono un grande! Strunzo, ti è piaciuta la battuta? Vicentina. Papà, ti dai una bella voce quando si sta zitto. E dai, ti accompagno. Qui accompagna Gennaro. Va bene, me ne va. Ciao. Stavate buone, papà! Stavate bene. buone, mamma! Ciao, Vincenzino! Ciao, avanti, mamma. Di che giornata stamattina? Di che giornata? Si te l'avevi detto che eri un bravo guaglione. Prova io perché canta e canzone, canta. Ma che c'entra? non Dico va. in generale. Allora chi che scrivono le canzoni, i poeti, i scrittori, insomma gli artisti, hanno un'anima sensibile. L'anima sensibile, E mo ti faccio vedere io che sta anima sensibile, capito? Hai pigliato informazioni, non ho fatto guaglione. Hai preso informazioni su Gennaro? Hai pigliato informazioni. Non ti metti a scuola? Mette scuola. E perché secondo te da città si era per te, io, che la Luciella già stava sposata con uno spalenzo senza la linea in casa. Da me, tu ti scordi sempre, che io sono come. Sono mamma, allora? E allora l'anima sensibile che dice tu, Si mette la maschera. si mette la maschera. L'anima sensibile. E chiamo Ferdinand a che st'ora? Ma che come si pronuncia? Ma che capito? L'anima sensibile è stata in galera. Ma tu che stai dicendo? Quello che sto dicendo. Quello che ti ha già detto. 3 mesi per furto. Hai capito? E fosse niente questo. Ha cercato di sistemarsi con Rosetta. Ah, Rosetta. Rosetta? La figliola La macellata? macellata. Già, perché quella le ragazze lui se le sa scegliere. Se le sceglie ingenue, Se scegli spagnolo? se sceglie giapponese. Se le sceglie ingenue è con le patate. Ah, loro fanno il fruttaiolo. Se sceglie che me sossa. Allora oggi ragioni fa su spagnolo. Mamma mia che tu capisci, ma come che la bagasi napolitana no, se li sceglie con la vaniglia. Ah, fanno il graunare. Trovo un'ora, ci capisci? Se sceglie che so. Ma voi? Già, quello papà mettere a Rosetta con l'uccello. Quella è una cosa a guerra. E poi Ferdinando, noi non teniamo nessun negozio. Ah, no? Noi non siamo commercianti. Noi siamo solo 3 poveri invalidi. Faccio casa cavallo, 3 poveri invalidi. Chi li indassa a casa tra se più e 5 milioni di peso si chiama poveri invalidi. E il signorino, ignorante, sapeva tutte cose, hai capito? La tua cosa sapeva la verità? A te Gennaro non ti è mai piaciuto. E ha già fatto buono che non mi è mai piaciuto, perché ci ha fatto il conto in gola, sapeva tutto. Vabbè. Tu è inutile che ti arrabbia. A me Gennaro mi pare un bravo guaglione. Eppure mo se io vuoi sapere, faccio fatica a credere a quello che tu meriti. E invece ci arrivi, perché chi mi ha dato la notizia la sa sicura. Ma vero? Sa chi mai? Dai. On tu ma sì. O breve. O breve, dai. Anche se sei fatto i fatti suoi. Non è che non si è fatto i fatti suoi, sono stato io che ha detto di informarsi. E io poco tempo fa mi ha telefonato e me l'hai. Perché tu se vuoi sapere una cosa sicura, io dovrei, quello di ognuno di noi, sa vita, morte e miracolo. Amen. Amen. Sì, ma Ferdinando, tu scorda la cosa più importante. Luciella di Gennaro è innamorata. Innamorata. O tempo passa tutte cose. Conclusione, Gennaro a Luciella non la deve più. Ma poi quando venga a Gennaro non ti preoccupare, che ce lo dico. Mamma, sono Luciella. Ferdinando, e chi ci dice ma a Luciella? A Luciella. A Luciella chi ce lo dice? A Luciella ce lo dice tu. Sì.
messo la banca strapigliando, nanina, nananina. Ma non dormi che stai qua. Buongiorno Lucia. Lucia, stamattina mi fa male a capo, per favore, vuoi fornire cantare? Mamma mia, mi è venuto che male panza di papà, cominciamo che male capo mamma. E un po' che pazienza, che può fare? Mamma, volessi una aspirina? No, basta che tu non canti, chi lo mi passa? Bancomatto, Nino. Lucia, t'ha giurito che mi fa male a capo. Vabbè. Mamma, io ti devo dare due belle notizie. Vabbè. La prima, Gennaro ha detto che mi vuole sposare. E che se fosse una buona notizia? La seconda, io e Gennaro abbiamo avuto una bella pensata. Oh, vero? E fammi sentere che avete pensato, eh? Abbiamo pensato di aprirci un bel negozio. Ah, e che dolore, mamma mia! Un negozio? Sì, un bello negozio, non è una pensata geniale, mamma. Sì, come no? E chi ha avuto sta pensata geniale? Lauda Gennaro, l'amore mio. E quale negozio ha pensato sarà? Fammi sentire. Sento buono, Gennaro è indeciso tra una salumeria e una macelleria. Però se fosse per me avessi più la salumeria perché a mio sangue mi fa impressione. Ah, che dolore capo, mamma mia! Ma Ricky, con tanti tipi di negozi che ci stanno, chi sta proprio a salumeria se va rapire? Mamma, Gennaro dice che la crisi o non crisi, guerra o carestia e soldi per mangiare a gente trova sempre. E Gennaro come se la rapa sto negozio, che chiacchiera? Mamma, tu e papà ci dovete aiutare. D'altronde, all'inizio, mica ci vanno assai soldi. E si dice che con 10 milioni ce la possiamo fare per iniziare. Che cosa? Siendo buono, Gennaro dice che con 10 milioni ce la possiamo fare. Come? Mamma, con 20 milioni ce la facciamo per cominciare. 20 milioni? Ma tu sei pazzo! E chi ci dice a patata? Sento Lucia, secondo me tu e Gennaro correte troppo. E mo matrimonio, e mo negozi, e mo salumeria. E figlia mia, aspettammo un poco. Chi lo può essere capace di cagni idee che t'ha già dicere? Ma voi correte troppo! Corrimmo troppo. Mamma, ma tu ti rendi conto che tengo quasi 30 anni? Eppure io mi voglio sposare. Voglio tenere una casa, una famiglia e figli. Ma vuoi sapere qual è il problema? Che in sta casa mai nessuno se ne è importato la felicità mia. Nessuno. Sento Lucia, il problema è nato. E qual è il problema? Tu non ti ha pigliato collera, ma t'ha già dice una cosa su Gennaro che forse tu non sai. Gennaro Gennaro è stato in galera, a sta faddita la giuritta. lo so, Gennaro è stato in galera e si è fatto 3 mesi per un furto. Zitto, Belena, che lo sape già. Mi ha già fatto annuttata yang. E se può sapere che te la ritta. A me me l'ha detto Gennaro. Isso mi dice tutte cose la vita sua. È stato un errore, è successo tanto tempo fa. Però mo mamma, Gennaro è cagnato. Ma tu perché non ci hai detto che essere stato in galera? Oh mamma mia, che vi dovevo dire? Quello con me non busto papà non faceva manco trasino da casa. Però tu stai buono, ma io a Gennaro voglio bene. Vieni a aiutare tu. E come si può fare? Se pure fosse d'accordo con Patata, chi non può sapere niente Gennaro. Figuriamo se ci riusciamo che va trovando 20 milioni per stare a via negozio. Chi è nervoso con me ci viene un infarto sicuro, io saggio. E pillo che campana a mamma, andiamoci a sentire la messa. Può essere che Maronna ci può dare un consiglio. Non ti preoccupare, fai piano piano questa carrozzella. Vedi che tutte cose si sistema. Speriamo. Non ti preoccupare, che tutte cose si sistema, mamma. Che le vite non potremmo fare niente. Mi sono postuto. Io lo so, è 7, l'8, 9, 10, l'11, io lo so. Mamma! Non c'è, che lo so! Ma che non ci sta nessuno! Stanno ascoltando pure la radio a picciare! La porta! Sono Vincentino, chi è? Vincentino, mi sono Gennaro! Io non conosco nessuno Gennaro, a dove? Vincentino, prima mi sono sbagliato, sono Pasquale! Si va a 20 kg tu! Io non conosco nessuno, non ti vuoi tu, a dove? E allora, Vincentino, dai, sono Gennaro, un amico tuo! Io non conosco nessuno Gennaro, a dove? Ah, boh, me ne va! Ah, meno male, sarei giù. Fammi passare un poco flipper. Una volta, sono Vincenzino, chi è?
Vincenzi, io sono Pasquale! Pasquale, compagno mio! Trasa, Pasquale, trasa! Mi fate sculare, Vincenzi, mamma mia! Pasquale, come stai? E prima stavo meglio! Pasquale, ma ti devo vestire da ieri! Vincenzi, non è a caso un vestito tenim, una volta mi metti e una volta so mette papà! Ma che le poveriane sono 2 ore per un basci! Sì! Dove? E Pasquale, dimmi una cosa, ma in da salumeria scorre qualcosa, sta l'acqua in terra, sta? E perché? Ti ero occasionalizzato! Ah, giusto che da papà! Vincenzi, dicimi una cosa, ma papà dove sta? Papà sta rumeno! E mamma? E non lo so! Lucie? E non lo so! E secondo me? E non lo so! Vincenzi? E non lo so! Vincenzi, aspi! E non lo so! Vincenzi, ma che ne credi? Sono scemo! E non lo so, capito? Non me ne chiede cosa che hai tu stacci, capito? E va Devo buono, mettere a e va giacca. buono, non ti chiedi più niente, non ti agitare, non mi fai sculare a siettica, ma ti dico una bella cosa, se fai il bravo, ti porto all'Eterlandia, lo sai dove si trova all'Eterlandia? Domanda a Lucia, che lei che lei sembra roba mia. Va buono, amo ti dico una cosa bella, dimmi, chi è l'animale con le corna? Pasquale Salumia. Pasquale è un animale! E sai che te ne accorgi perché mi porto sempre come mano a me. Non si dice, hai capito? Tu mi fai pigliare con Pasquale, mi fai No, attaccare. non ti piglia collo, ma come non ti ricordi? Io sono Pasquale, l'amico tuo! Tu sei Pasquale, l'amico mio. Mi abbracciamo, ciao. Maronna, ci passa tu vuoi? Mi abbracciamo. Chiama bella. Ah, sei contento? Sì, sì, sì. Ah, Pasquale, amore, pure un bacio. no. Pasquale. Poi. Pasquale. Pasquale, ma che stai facendo in stura? Sta facendo compagnia che sta tu sì. Pasquale, se mi dai un bacio, io ti spero un segreto. Veramente? O vuoi sentire un segreto? Va buono, va buono. A se tu amici. Oh, A se tu amici. Papà mio. Don Ferdinando. Ha detto papà mio. Papà tuo, che fa papà tuo? Papà mio, Non è ciccato. No. O fa posto. Ma dove? Io gioco preferito Ma suo. come che le dai sempre lento? E che ne canta fissata tu. Santa Lucia, ma quando va? Eppure mamma. Mamma, che fa? Mamma mia. Non è paralitico. O fa posto. Io gioco preferito suo. Vincenzi, ma che stai dicendo? Allora sai qual è il gioco preferito tuo? Che io non sono Gennaro e sono Pasquale, è vero? No, tu sei Pasquale, l'amico mio. Allora se io non sono Gennaro e sono Pasquale, tu non sei Vincenzino, sei Tommasino! No, io sono Vincenzino e basta. No, tu sei Tommasino! Allora si struzza! Io sono Vincenzino! Ma se non finisciamo per gli giro e per questi banane e te men che faccio? Ma se sei Pasquale compagno mio che ti voglio bene! Va buono, mo ti faccio fare una risata! Sai che faccio io adesso? Alzo addosso e me ne vado! No, tu non devi fare niente addosso, capite? Ne vai solo! È una battuta, mamma mia! E mi scordo fai Io alzo in culo e me ne vado! Vincenzi, va buono, veramente me ne vado! Senti, se viene Lucella, digli che sono venuto, mi raccomando, ricordati, va buono! No, voglio venire pure io con te! Vuoi venire pure tu con me? Sì! No, tu non puoi venire con me, che ci dico? Sai dove vado io? No, Vado alla polizia! Vuoi venire alla polizia? No, non voglio venire alla polizia mi metto a E poco! vedi? E allora vado via, mi raccomando, guarda fate che quando viene Lucia ci sono finito. Sì. Ciao! Pasqua! A dove? E me ne sto andando. E non mi saluto! Vincenzi, sono 2 ore che sto facendo ciao! No, ti sei dimenticato! Che cosa mi Ci sono... dobbiamo abbracciare! E oggi passate un guai tutti, va bene, basta che la finisce, su, Vincenzi, lasciami andare, Vincenzi no! Ehi, Vincenzi! Ma Teresa, è dormito chi? Ma che sono sti voci da casa picca, lei? Don Ferdinando, vi siete svegliato! E se non sono un fantasma mi sono sciatato, Se non sono un fantasma mi sono sciutato! Vincenzino, tu stai pure tu qua? C'è no? Ma sei venuto? No, io veramente me ne stavo andando, cercavo Luciella, non ci sta, e me ne vado. Posso? No, trattienitene poco perché ti ha già parlato. No, trattienitene poco perché ti ha già parlato! Vincenzino, tu vattene poco aperta rinda, papà, va? Va bene, Pasqua, non te ne andare, No. Io subito vengo, capito? chi sei? Cippo! Lo sto andando purissimo. Che ne sacci.
Gennaro, qua si tratta di te e Luciella. Ah, Luciella vi ha detto di quel nostro bel progettino del negozio. E lo vedo. No, veramente non mi hai tenuto, non vale un negozio. Come? Allora vi ha detto che io la voglio troppo bene e me la voglio sposare, però voi non siete tanto contenti perché non tengo un lavoro fisso, però vi ho detto che quel lavoro è sicuramente sicuro, Emanuele Ops e Ciavaci. Gennaro, calma. Noi questa volta dobbiamo parlare seriamente da uomo a uomo e da già dicere tutta la verità. Eppure, Don Ferdinando. Guarda, Gennaro, se tu fossi stato, come si dice, un ragazzo con un passato, diciamo, trasparente, ecco, io a poca volta avrei anche acconsentito al matrimonio con Luciella. Tutto si poteva sistemare. Se non fosse stato invece che... Se non fosse stato invece che... Don Ferdinando? Che sei stato in galera, Sono stato in galera. E certo che sono stato in galera, però Don Ferdinando è una cosa che è già passata. Io ho pagato il mio debito, quindi sono tutto a posto, non ho niente a che fare con l'altro. No, ma tu sei stato in galera 3 mesi, per furto. Sa che significa? Don Ferdinando lo sa perché sono stato io in galera, per furto. Quindi Stato non vi dove? preoccupate, vi ho detto che io sono adesso un'altra persona, Luciella la voglio bene e me la voglio sposare. Ma dispiace, Gennaro. Mi dispiace, ma io sono occupata e questa è l'unica cosa che ho. Io per Luciella avevo altri progetti, eppure se tu hai sbagliato e non sbaglio più, io devo tenere la coscienza pulita di padre. Quindi fa una cosa, tu a Luciella non le avrai più. Non vengi più niente da crescere, capisci? Don Ferdinando, ma che state dicendo? E datemela la possibilità. Mi dispiace Gennaro, ma non si può rischiare col futuro dei propri figli. Don Ferdinando, io mi sento non mi fanno bene niente. Ma avete levato tutte le speranze. Ma guarda, speranza, ma chissà quanti femmine troverai. Donne a volontà. Ma l'amore no. L'amore che è una cosa che si accatta al supermercato, Don Ferdinando. Don Ferdinando, ma avete dato una coltellata in dopo. Ma voi veramente facite. Dimmela già io. Sì. E vabbè, se proprio volete così, io tolgo il disturbo. Gennaro, Don Ferdinando. mo che te ne vai? Chiudi la porta. Finalmente, ma ci vuoi la coppa stomaco che sono morti di fame che per caso solo per sistemarsi con mia figlia. E questo non ce la faceva. Mamma mia, e mo chi è? Gennaro, te ne devi andare. Don Ferdinando, sono Pasquale Salvi. Scusate tanto, non Pasquale, aspettate un momento, subito venga a rapire, scusate, Scusate tanto. Trasite, Don Pasquale. Buongiorno, Don Ferdinando. Accomodate. Don Ferdinando, mi dovete scusare, sono Bruno che cango a disturbarvi. Ehi, ma quello disturba, accomodate. Io purtroppo con chi lo voglio non ce la faccio più, ma mo ci deciso e io lo licenzio, Ma sì, facete buono, licenziato, Ma voi avete capito niente, chi le sa rubare? Non salato, non proprio un carbanino sano, e una bottiglia di champagne di 2500 lire. Aspito, ha fatto questo danno, lo so. Ma quello è un mariuolo, che vi devo dire? Chi è stato pure in galera, va a gittare tutte cose, è stato pure in galera. Quindi licenziato, facete quello che volete. Tanto quello è un ladro qualificato. Comunque tutta questa roba che voi ricevete, sta alla tinta, Ma come, ve l'ha portata a voi? me l'ha portata a me. Ma io non ci ho ordinato niente però, Ho capito, Don Ferdinando. Quello vi vuole bene. vabbè. Quando stare in da sala mi parla sempre pure. E vi fa i regali perché si vuole conquistare la vostra simpatia. Ma regali vi fa spesa me, e qui sto problema. Ma non vi preoccupate, che non mi faccio un regalo, non vi preoccupate. Con questa famiglia ha chiuso definitivamente la cacciata. Ma poi, Don Ferdinando, ma può dire salami e l'ero proprio l'unciello, a me mi sembra che la punizione sia un po' eccessiva. E poi scusate, dovrei essere arrabbiato io, mica voi. No, Pasquale, forse non ci siamo capiti. Ognuno ha i suoi motivi. E pensavo che mi ero tanto affezionato a sua giovane. Io avevo deciso di andarmene in Germania e gli volevo lasciare la salumeria. Sempre che voi mi mettevate un giusto prezzo, no? Si capisce? Fate quello che volete, Pasquale, andate in Germania, non tornate più, ma io la salumeria non me la posso accattare, va bene? E vabbè, ma Trovatevi un altro compratore, ma che cosa? Trovatevi un altro compratore, io non pago mai la litra. Si Gennaro che? Se Gennaro si sposa a Luciella. A Luciella? Ma allora non ci siamo spiegati, Gennaro a Luciella non sa sposa. Avete capito? Ci siamo spiegati, Don Ferdinando. E ho vabbè. fatto che ci sbagliati.
E comunque non vi preoccupate, vi chiedo scusa e me ne torno a negozio. Ah, quale scusa, piccolo? Ah, a proposito, don Ferdinando, io vorrei andare a recuperare l'area furtiva. Avete pure ragione. Dove c'è la- Sta tutta cosa là dentro, vedi? Grazie, vado A parte la cucina, andiamo. Si rubavi i provoloni, i salami, quello perciò portavi i provoloni, si rubava tutte cose che si morella, la lama, provolone, la bottiglia di champagne di 2500 litri. Ok. Don Ferdinando, che ci manco carbanino. Evidentemente se la mise vicenzini da zuppa e soffritta, Ah, ho capito. La voleva rendere un poco più leggera. più leggera, E vabbè, va, don Ferdinando non vi serve niente? No, non mi serve Ah, niente. a proposito, non sapete Vincenzini che va a ricevere? Barici. Va a ricevere che tenga il cuore. Quanti volte c'è che non ti la verità, non ti dice mai. No, che lo sapete perché dice così? Perché voi ci portate le gomme malamente. E la prossima volta ci porta i bruccoli. E broccolino c'è da E vabbè, don Ferdinando, scusate, arrivederci, non me ne torno alle cose. Statevi bene. Statevi bene. Mamma mia. Poverino, stai armato, Ah, Chelsea, bello mio, e tu mi fai chiappare un zumba a volta, cazzo? Ma che hai combinato allora? Quando vai a aprire la televisione ti vedi i cartoni animati, capito? Guardate qua, va bello scorso, mi sa a vantare. Levati sta cosa a capo che si viene, mamma, la fai un'ina mossa, va, prima che vai. papà, Pascale addosso sta. A scuola se ne è giù. Papà, papà, Oh. Pascale, fidanzato di Luciella, addosso sta. Pascal, non ti preoccupare, non dovrà reggere, se ne è giù. Si è chiuso, Se ne è papà. giù pure, se non torna giù. E è chiuso, ma manco salutare. Si sarà scordata, belle papà, si sarà scordata. Papà, che lei non fa tempo, e ci ricrede e ci ricrede, meno più un segreto ci voglio Non dire. ci dice... Ma perché? Chi c'è? Attento, voglio dire. Sì, Ma Pascal ce l'hai ritti a meno. e Pascale è un compagno mio. Pascal ti accompagni, ti soppato. E babbo, papà, ma lo dico pure a te, bravo, bravo. assettuammici, Ah, papà. che? Assettammici, papà. Già stato. C'ha diritto C'ha diritto. che tu non ti ciccato e che mamma non è paralisa. Non dove? Fatto pure. Non dove? Mi sono dice che non dove? Io ero, papà. Non dove? Come c'è it? È Gennaro che it, Gennaro. Chi è Giulia? Pascal, che it? Ah, papà, ha detto che chiama la polizia. La polizia, io sto piazzando alle cose. Ma come dove capite che si fa la polizia, che si dà lui? Papà, non è più peggio se si va dei carabinieri. Questo piazza delinquente. E poi sta là, mo. Gennaro aiuta la polizia. Gennaro. Chi è Giulia? Pascal. Pascale, papà, da gente che la polizia, allora mi devi fare la giocare un gesto lì. Non rispondo, va bene, va bene. Però che voglio bambare. Voglio bambare. Rispondo pure, si delinquente. No, Ferdinando, ti ha calmato. E come mi fa? Io mi stavo venendo, la cagarella mi stava venendo. Oh, mamma mia, e come la mettimelo? Signor giudice, è vero, noi facciamo gli invalidi da 10 anni, teniamo 10 anni di onorata invalidità ancora. Io e mia moglie, vedete, noi ci siamo talmente abituati a questa invalidità, colpa ci pure quando stiamo sull'indagine. Sì. Io non ho vergogna, ma che in cesso e chiudo lui. Mia moglie va in da cucina a fare la pasta con la Sergio Arrotella. E adesso che cosa vi dovrei dire? Che io ho già acquistato la vista perché ho messo per 10 anni o ce l'ho già innanzi a Santo Mase. Oppure che mia moglie, siccome è devota alla Maronna, aiuta a Lourdes, siamo nati in da Pasqua e si è sussuta la coppa alla Sergio Arrotella. E no, io questo non ve lo voglio dire, signor giudice, perché queste sono cose serie, cose sacre e che i santi non si pazzino. Quindi io dico che io e mia moglie abbiamo sbagliato e dobbiamo pagare. Sì, signor giudice, dobbiamo pagare il nostro debito. Povero me! E moglie! Chi è? Sono il signor Marco Battaglione. Oh mamma mia, mi ha mandato un battaglione San Marco qua!
No! Che cosa volete? Sono il signor Marco Battaglione, ho parlato al telefono con vostra moglie qualche giorno fa. Ah, io non so niente di che cosa si tratta, che volete? Sono il rappresentante delle enciclopedie per ciechi, se mi fate entrare io ve la faccio vedere. Come facete vedere? Sono ciecato, come facete vedere? E quello è fatto apposta! Ah, è fatto apposta. Comunque non mi interessa, signor Battaglione, andate. Allora me ne torno a Milano. Andate a Milano, a Torino, a Roma. Arrivederci! Arrivederci, Perone! Arrivederci, Polantone. Stiamo di neo, che deve pure chi con l'enciclopedia. Voglio mamma! Da l'infanto con Mallucco, Vincenzo! Voglio mamma! Vieni qua, esci qua. Vieni qua. Voglio mamma e papà! La faccio vedere io, mamma, la faccio vedere. Oh, la da volta. Signor Battaglione, dai! Ma quale battaglione? Partinassi, buia, lava E mamma! Ma la panza, va. Arabi tu che non posso. Grazie mamma, dai! Grazie, Lucia, Bella mamma. ciao! È bello, che bello. Allora siete stati tutto questo tempo? Si mi aiuta a ballare. A ballare? Ferdinando, sono stati in chiesa a pregare. E pregate assai? Perché preghiere vanno a peso, mo? Ho pregato. Ah, stiamo solo noi. Sì, stiamo sicuro, tu posso. Comunque Ferdinando, ti ha già parlato. Papà, t'avevi mai parlato? Voglio parlare pure io! Allora sì. Hai già spiegato che è successo? Mamma mia. A porta. Vai, Vincenzi, va prego, vai. Si è chi nell'enciclopedia, in cielo che non ci serve. Buttala una cosa appresso, va. Papà, mi sono scucciato, mi Vincenzi, mettiate vai. un puntino, ce l'ho sempre la mano! Va bene chi è, va. Sta bruola, Sono Vincenzino, chi è? Sono Pasquale, l'amico. Pasquale, un compagno mio! Bagno amici, vai, come facciamo? Grazie, Pasquale, grazie! Un saluto a tutta la famiglia. Papà, maestro Gennaro, che c'ha la polizia? Ah, Gennaro stai sola? No, è venuto pure Don Pasquale Salumiero. Buongiorno, buongiorno. Ma c'è, che ci facete qua? E da Narafri sono venuto perché questo disgraziato, lo vedete? Vuole partire. E di chi vuole partire proprio mo che siamo sotto le vacanze pasquali? Io tengo a Salumerigine o un sogno per i casatieri. O grande papastieri, e a chi sto con tutto che lanzone? Dici a me, che me ne faccio che lanzone? Non mettete in cazzo! Don Ferdinando, per piacere, cominciate pure voi, tengo un sacco di sogni a venire. Don Ferdinando, mi dovete scusare, ma io sono venuto a salutare a Lucella per l'ultima volta. Gennaro, ma tu che stai dicendo? Papà, qua dobbiamo parlare! Sì, Ferdinando, ma vi mi parlato. Papà, voglio parlare pure io! Guarda, sì. A casa di Gennaro va la polizia, mi è venuto a parlare tutto qua. Don Ferdinando, e chi volete che c'è la polizia? Vincenzino mi ha detto tutto. Vincenzino? Ehi. E che vi ha detto Vincenzino? Come si dice, a buon intenditore poche parole. Ma io non sto capendo niente, Don Ferdinando. Comunque se vi fa piacere, invece di andare oggi vado domani alla polizia, siete contenti? Gennaro, tu non devi andare né oggi né domani. Ma veramente, Gennaro, ma che ha fatto sta polizia? E poi, da città parte troppo facile, io ti do pure l'aumento. Niente di meno che tenga la salumeria chi ne ho, perché me ne faccio tutto che l'ho. E fatto non so baglio! Manco su voi! Don Ferdinando, dopo il nostro discorso di stamattina, visto che voi avete detto che io non mi posso sposare a Lucella, io alla polizia ci devo andare per forza. Ah no! No, Gennaro mio. Io adesso, sapete che vi dico? Lo so tutto quanto presente, vedete? Sta pure un Pasquale Salumiero, un Pasquale, voi state qua? Sono presente. E allora io dico che se Gennaro promette solennemente annanzi a tutta quanta che lui alla polizia non ci va né oggi né domani, io faccio un altro discorso e non lo caccio da casa, va buono? Mamma, ma tu hai sentito? Papà caccia di casa a Gennaro! Ma non ti preoccupare. Ferdinando, noi abbiamo sempre parlato. Sì, ma parla! Papà, voglio parlare pure io! Basta sì. La parli. Comunque, sapete che vi dico? Io che Gennaro ci ha cagnato prima. Gennaro è un buon uomo. Che c'è? Per il passato ha sbagliato, è stato in galera per furto. Ma che vuol dire? Tutti quanti possiamo sbagliare una volta nella vita, no? L'importante è che uno tenga un'altra possibilità. Parole sante! Poi, comunque io dico che sempre annanzi a tutto quanto, Pasquale, vi state sempre là? Ma non te ne hai un basco! Come lo tenai? Chi te ne ha un sogno e una casa di là fa?
Non c'è no, state qua, Pasquale, state per 5 minuti. Non vi preoccupate. Io dico che se Gennaro giura solennemente annanzi a tutto quanto che la polizia non va oggi né domani né mai, io in qualità di padre, in qualità di padre acconsento a questo matrimonio con Lucia. È chiaro? Chiarissimo, Don Bernio! Io con la polizia e con la legge non ci voglio avere niente più a che fare! E ne manca noi, Gennaro. Giuliano, tu papà contento al matrimonio. Lucia, ma parlo suono! Stavolta perché ero sorbuta a qualcosa. Anzi, vi dirò anche di più. Visto che noi stiamo a Napoli e se aspettiamo con il posto guaglione, lo trovo collocamento, ma voglio aspettare. E allora sapete che facciamo? Papà, un Pasquale sta sempre qua. Sì, sta sempre qua, Pasquale. Anzi, noi proprio questo facciamo, ci accattiamo la salomeria di Don Pasquale e la intestiamo ai futuri sposi. Che ne dici, Don Pasquale? Non Ferdinando, ma per me ci dobbiamo mettere d'accordo solamente sul prezzo. Però non vi preoccupate perché con la mia salumeria farete un affarone. E in omaggio per un le uova, panzogna e un bello salato. Oh, chi lo potete vedere? Grazie, papà! Grazie. Grazie! Papà, non ce l'ho Don Pasquale e gomma né bolla. Come, mi raccomando, i gomma buoni, che là non so buoni. Vabbè, e allora io però voglio dire un'altra cosa. No, perché io voglio essere sincero e poi ci dice. Il merito di questo matrimonio non è mio. E chi? Qua in questa casa si dice sta non mi merita. Il la Vincenzina. Quindi sposi, dateci 1000 vasi a Vincenzina, da sono lei. Andiamo a ringraziare Vincenzina! E da ringraziare Vincenzina. Un bacio lo posso dare! Ci azzecca, poi lo spiego, ci azzecca Vincenzina, ci azzecca. Papà, ma sto vindeggioso! Don Ferdinando, adesso se siete d'accordo, io proporrei di fare un bel brindisi a tutta la famiglia. E naturalmente offro io, no? Perché la bottiglia è 1500 lire. Allora. Ma lo sta, in la cucina, non Dai, la vicina, che le guarda sta. Luce, appiglia il bicchiere, papà, va. Papà, Appiglia il bicchiere. si o vado più bello non. Non può passare su, io. Martina, mi posso dare un bacio? No, Gennaro, non ti allargare. Vai a aiutare tua moglie, va, spaticata, va. Boh! Vai. A proposito, Gennaro, ma tu perché dovevi andare alla polizia? Luce, dopo che stamattina tuo padre mi ha cacciato di casa e mi ha detto che io non ti potevo vedere più, non ce la faceva sta senza te, me ne volevi in America. E che c'è la polizia? Un passaporto, no? E tu te ne volevi andare senza dirmi niente, ne? I sono venuto a posto, Luce, potevo dire mo. Ecco i bicchieri. Metti qua, Luce, metti. E pigliate chi li lascia cadendo, no, tanto perché Non si diceva, preoccupare, la bottiglia è 1500 lire, qua. E allora che facciamo? Un bel brindisi? Facciamo un bel brindisi. Che, Vicenzino? Che, papà? Che? Papà, posso parlare pure? Sì, mamma, però devi parlare tutto quanto, può parlare. Voglio dire, ma pure se ci sta rendiccio a dicere, papà, mi faccio sposi! Un campanile! Mamma mia, che sei nato non prendesce mai! Ci capite chi è, oi? Chi è? Questa sarà la signora Cruz. Ha sentito, ha visto tutte cose e adesso viene a fare il brindisi di nozze insieme a noi, hai capito, no? Rapivi, Vincenzi, va! Io sapevo, papà, andavo a porta sta qua! Va preso! Presi la cocozza! Papà! Papà! O dottore ti ha scassato giù la coscia e sta la auto canto! Alza le mani! Non vi preoccupate, è tutto sotto controllo. Questo è un delinquente già noto alla polizia. E allora voi chi siete? Io sono il funzionario di polizia Antonio Dorsi, sezione investigativa. Prima mi sono travestito da operaio per dare la caccia a questo delinquente. Si approfitta della povera gente, sola e sfortunata per estorcere denaro, fingendosi un dottore dell'ASL. Voi siete la sua terza famiglia, ma stavolta non ha fatto bene i conti. E nemmeno lui non mi ha fatto. Io adesso non voglio rovinare l'atmosfera, ma qualcuno della famiglia dovrebbe seguirmi in commissariato. Come posso venire io? Vabbè, allora andiamo, venga con me, andiamo subito a stendere la... Se c'è qualcuno che si deve stendere con l'uccello, quella sono io! Lo sapevo che era la polizia stamattina, Come si vanno a stendere, hai capito? Ma chi lo pensa a E a questo punto la storia è veramente finita.
Ma questa è una commedia, è una cosa inventata. Ma nella vita veramente c'è sta gente che profitta dello Stato e poi va a finire veramente in galera. Chi va a finire in galera, chi ci va a finire roba. Ma queste sono cose che a noi non riguardano. Noi stiamo qua solamente in qualità di attori. Io in questa qualità, a nome di tutta la compagnia, voglio ringraziare questo spettabile pubblico che è venuto a vederci stasera, ringraziarlo di essere venuto, ancora di più di essere restato. Vi ringrazio molto. Se lo spettacolo vi è piaciuto, benissimo. Se non vi è piaciuto, non fa niente, tanto, quando c'è sta la salute.